Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo la vicenda umana e sociale di Archiloco di Paro, il primo grande poeta dell'antichità, il primo grande poeta lirico dell'antichità, che scrive giambi, poesie aggressive che nel mondo greco erano usate per far emergere quello che erano i tratti distintivi, i valori della propria famiglia. Archiloco scrive in seguito a una delusione amorosa che era sorta dopo un gioco politico che aveva portato al fallimento di un matrimonio che non era mai avvenuto perché l'altra parte si era rifiutata di procedere verso la famiglia di Archiloco. Archiloco ne rimane deluso non solo a livello sociale ma anche a livello umano e approfitta di questa vicenda per riaffermare i valori della propria famiglia, valori che non sono in linea con la tradizione omerica, che non sono quindi valori incentrati sulla gloria e sull'onore, ma anzi sono valori che dicono la gloria senza il pane non serve a niente, se noi portiamo a casa la gloria ma non abbiamo da mangiare, dove andiamo? E l'onore senza la possibilità di rimanere in vita non serve a niente, per cui Archiloco racconta di una cosa per l'epoca oscena che era abbandonare il proprio scudo, lo scudo che era il tratto distintivo della propria famiglia, abbandonarlo in battaglia pur di salvare la propria vita. Questo fatto porta Archiloco lontano dalle convenzioni, ma questo a lui non basta, infatti fa un passo interessantissimo, perché uno dei tratti caratteristici del mondo omerico era la forte valenza ideale dell'eroe. L'eroe lottava per la donna, l'eroe lottava per l'amore, l'eroe lottava per la patria, l'eroe lottava per la famiglia. Ci ricordiamo Ettore che salutava sua moglie Andromaca alle porte Escee, con il bambino che piangeva, con tutta quella scena abbastanza forte che ha impressionato decine e decine di autori da quell'epoca, dall'epoca omerica in poi. Ebbene, Archiloco si disinteressa di questo modo, i ragazzi direbbero di questo mood con cui ci si rapporta all'amore e comincia a parlare dell'amore in maniera definitivamente oscena, definitivamente volgare. La donna diventa non più colei per la quale si combatte una causa, ma diventa lo strumento di piacere. Diventa lo strumento di piacere e il modo di considerare la donna diventa un tratto distintivo della propria famiglia. Noi siamo la famiglia che pensa al pane, noi siamo la famiglia che pensa alla vita, noi siamo la famiglia che pensa alle donne come strumento di piacere e quindi non ha paura di rivolgersi nei confronti delle donne con tratti aggressivi, con tratti anche molto maschilisti e diremo anche maci. Si dice una cultura androcentrica dove l'uomo è al centro e in qualche modo cerca di affermare se stesso con violenza e con aggressività. Le parole di Archiloco sono anche particolarmente volgari, particolarmente oscene e si rivolge alle donne con questo stile, con questo tono, ma anche questo fa parte di una ricercatezza, fa parte di una strategia culturale che era quella di dire noi siamo altro rispetto al passato, noi siamo il nuovo e siccome siamo il nuovo ci prendiamo dei diritti di linguaggio e dei diritti di azione che il passato non si prendeva. Come vedete il presente ha molte volte un eco nel passato, perché molte volte anche il nostro presente si presenta come nuovo proprio perché si propone linguaggi e modi finalmente concreti, finalmente sbrigativi. Ma nessuno ha inventato niente, già Archiloco raccontava questo e ce lo racconterà nelle prossime puntate di Storie.